Festival Arte e Musica tra Pelmo e Civetta è giunto alla sua 7ª edizione, quest'anno particolarmente ricca di manifestazioni e concerti. La Val di Zoldo, ai piedi delle Dolomiti più belle del mondo, valle ricca di storia, arte e cultura, avrà anche quest'anno l'onore di essere palcoscenico del Festival Arte e Musica tra Pelmo e Civetta. Non sono un'esperta, purtroppo non lo sono, però mi piace veramente e non posso mancare, anche perché c'è un sacco di personaggi importanti che suonano. Im Soldotal gibt es sehr viele schöne Instrumente, wie beispielsweise diese tolle Orgel von Gaetano Callido, die letzte, an der er im Orgelbau beteiligt war, aus dem Jahr 1812. Questi incontri di quest'anno poi c'era un'apertura così internazionale ad artisti di grossa levatura. El hecho de ser la primera vez que tocamos juntos a trío. Nos separan muchos cientos y miles de kilómetros, entonces es una oportunidad fantástica y sí, es aquí, en un sitio como este, con un paisaje tan bello. Para nosotros es una oportunidad para debutar aquí en las montañas italianas, en la Val di Zoldo, donde hemos respirado aire puro y en un lugar donde además se puede degustar un helado artesanal fantástico. Questi eventi sono vita per la montagna, perché oltre ai concerti ci sono le conferenze, ci sono questa degustazione del gelato come si faceva una volta. Noi l'abbiamo sempre chiamata la macchina da fare gelato. Questa è una macchina antica che ha più o meno 120 anni. Una volta per fare il gelato avevano bisogno di ghiaccio e sale che mettevano in questa intercapedine. Raggiungiamo temperature tra -20 e -25. Poi mentre uno gira la manovella, l'altro lo deve staccare dalla parete. È la prima volta che ci siamo esibiti così ad alta quota ed è un'esperienza unica e indimenticabile. È stato un vero piacere ed un onore partecipare al Festival Arte e Musica tra Pelmo e Civetta, un festival pieno di arte, tradizione, natura, al quale spero parteciperemo anche in futuro. Ringraziamo tutti i sostenitori che hanno voluto anche quest'anno appoggiare il festival, in particolare il Comune della Val di Zoldo e Fondazione Cari Verona e la Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti, nonché tutti gli altri sostenitori che ci hanno appoggiato e hanno creduto nel festival anche quest'anno. Vi diamo dunque appuntamento alla prossima edizione.